Se volete qualche pezzo di assaggiarlo, lo potete assaggiare. Amici di Bella Sicilia, un salto indietro nel tempo con la preparazione del pane come una volta. Buongiorno. Buongiorno, benvenuti a casa di Maria Bontempo, perché la padrona è lei. I vostri nomi? Piera Vicario. Fiorita Carolina. Maria Bontempo. Oggi prepareremo una delle pietanze più Il buone. pane di una volta che si faceva nella maiglia, come un pastaumo, come si faceva il lievito. Il pane si prepara con il lievito madre, la farina, acqua calda, il sale e poi si impasta nella maiglia. Noi ci chiamiamo maiglia. Questo l'avete preparato poco fa, adesso Sì, poco fa. vedremo sì, un po'. Un pane speciale per noi, che mi piace, quello fatto di noi di casa. Sì, Maria. Quando io ho visto aspettato nel manticchio. E me viene meglio così, Maria, che tu lo fai così, è buono, certo. Lo faccio io. E tra poco vi faremo vedere un po' come si prepara il pane. Con l'impasto in tamaidda come una volta. Come una volta, poi si fa a fare così, a scanare come una volta. E questo è stato fatto nella maiglia come una volta. Per il pane. Ma È che venuto profumo ha? profumo speciale, profumo che piace a noi. Certe qualcuno italiani non piace il nostro pane di casa. Lasciate un commento, vi piace questo pane di casa? Scrivetelo nei commenti. Sì, piace tanto, ha voglia. Peccato che ora viene difficile fare il pane sempre ogni giorno. Non impasto ricco. Maria da lei, lo faccio io. Era l'uso di tutto piccolo. Posso parlare? Per ora lo sta scugnando, diciamo, perché lo deve cambiare. Se c'è qualcosa, qualche pane di crudo di sotto, lo dobbiamo cambiare per metterlo dove si può cuocere di meno, di più. Infatti questo per esempio. Ecco, sì. Perché il forno non è sempre paro, che cuoce sempre paro. Ogni tanto fa qualche sbalzo di temperatura il forno, fatto a legna. Perciò si deve cambiare il pane, si mette... Si scugna, diciamo. Noi ci diciamo scugnere, o scugniamo. Una volta diciamo scugno pane, che si brucia, perché si qua. È venuto troppo bello, guarda, una rosa, noi ci diciamo che è la rosa, che ci cala la rosa nel pane. Preciso, no? È un pane particolare. Ed è davvero un piacere oggi immergerci. Il pane di casa, sì, per Guardate, tutti. guardate a guardare, perché non voglio. È un piacere vedere il pane di Io casa. su piai a te, No, non me ne sono scritto. Devo pigliare chi? Ah, sì. Ma sai io perché me ne sono stufato? Faccio pigliare. E ora dobbiamo mettere per fare impastare. Mettiamo la farina, l'acqua, Ora si è venuto pigliare. Andiamo dopo. così. Maria e Carolina, dai. Calma, lasciami manticchia vera. La devo lasciare. Perché lei non può era fuori. La Fai mettiamo la qua braccetta sopra, dai. piccola fuori. Che ora è cattata invece che la veduta. Questa farina è di grano duro. Lo facevamo pure noi ai tempi, facevamo il frumento, lo facevamo suonato, poi lo raccoglievamo, mettevamo pure un macio con le nostre mani. E poi pesavamo pure noi con gli animali e tante cose. Poi lo portavamo a casa, il frumento che facevamo qua noi in campagna. Buttavamo da casa, lo asciugavamo perché non si poteva mettere da cascia senza metterlo in asciutto, bagnato, perché poi faceva il comodo. Diciamo, noi faceva il comodo, faceva e ne passava giorni sani, interi, somane, stennendo frumento e poi asciugarlo. Quando si finiva di asciugarlo lo potevamo salvare da cascia con cosa, perché l'acqua.
Un pochino, tutte sì, mettiamo tutte sì. No, io non me ne metto. Tu ne metti? Questa è l'acqua che ci mettiamo calda un pochino. Questo è il C'è il lievito. sale là, me lo preso. Il lievito madre questo. Scaglia l'altro. No, quale squaglia? No, ma che Non perché. no, un pochino, che ce ne metto Che birra, che birra. non c'è niente da mettere a bere. Ci mettiamo un pochino di questo. Come si ottiene il lievito madre? Ripreso dalla stessa pasta che facciamo il pane e si lascia per una settimana, 2 settimane, qualsiasi cosa potremo fare. E poi si riprende la sera con la stessa pasta. Metti un po' di acqua, Maria. Di fuori. Assai, così. Si riprende con il lievito madre che lasciamo quando facciamo il pane. Metta Maria, un pochino. Che sai? Brucia. Niente, ci No, non brucia, no, perché c'è l'acqua. No, era questo. venite qua, voi siete ragazzini, Gioia, venite e vedete come si fa il pane, come una volta. Perché ve lo dovete imparare pure voi. Venite. Dai. Una volta lo facevamo quando erano quasi 12-13 anni e poi facevamo il pane. È importante che i giovani vedano un po'. Non vogliono sapere niente i giovani di questo coso, neanche a guardarlo. Metti Maria, metti. Neanche guardarlo lo fanno il pane, di come si impasta, neanche mangiare ora lo sanno, se lo sanno mangiare. Mentre voi quando avete iniziato a fare il pane? Io ho 10 anni. Io ho 13 anni, ho fatto il primo pane. 13 anni, sì. A fare il pane, poi infornare, tutte cose da solo. Come si viveva una volta? Si viveva una vita felice di oggi, era più felice la vita. C'era meno cose di oggi e si stava pure bene. Qualcuno c'era quelli che avevano un po' di difficoltà, però capita a tutti, non è che si viveva sempre di bene. Però con la grazia di Dio siamo andati avanti. Ora non c'erano tutte queste cose che ci sono ora, malattie, cose varie, perché le cose, la roba che facevamo era tutta genuina. Era tutta genuina, la mangiavamo tutta genuina, non c'era meno malattie, meno cose. Oggi queste cose non lo fa nessuno. Tranne noi, questi due anziani che siamo proprio, che ce l'abbiamo nel cuore, lo facciamo. E poi c'era una cosa tradizionale per Carnevale, per Pasqua, per Natale, facevamo tante belle cose, i maccheroni, facevamo tante belle cose. Si mangiava nella Maida poi per Carnevale di più. Delle pignolate, si puttana pure la pignolata. Tante cose. Facevamo pure la pignolata, i maccheroni, e facevamo una Maida propria. E mangiavamo, quanto erano, 10-15 nella famiglia, mangiavamo tutte assieme. Vi era molta più unione di oggi. Sì, più di noi di oggi. Sì. Così. Dobbiamo girare la pasta, continuo, mettere il sale, dov'è il sale? Maria? No, questo è... E dov'è il sale, Maria? Non è un sale, un pochino di sale. Ora diciamo una frase in uno su cosa vi manca del passato maggiormente. Di tutto. Parla una, Maria, parla tu, che ti manca a te. Tutto mi manca, nella vita manca tutto, ora di una volta e ora. Io invece per me... L'amicizia, il comportamento, tante belle cose, stare insieme un pochettino. Non ci cerchiamo, non ci cerchiamo più. Non ne cerchiamo più, non è come una volta più.
A me manca tanto la campagna. Voleva tornare indietro per mettere il grano un'altra volta con la faccia come le metteva io e tutti gli altri. Mi manca tantissimo perché io sono attaccata alla campagna. Che mi piaceva quando era piccolina, mi piace pure ora. Ora siccome le cose hanno cambiato non si fanno più queste cose con le mani, ci sono tutte cose con le macchine. E questa cosa mi manca. E la salute che c'è, viene poco, la vecchiaia che si è avvicinata. Signora, mentre lei ci parli della sua gioventù, cosa faceva da piccola? Tutto. Andavo pure a Siracusa a lavorare. Immagini. E cosa faceva a Siracusa? Lavoriamo, facciamo Cucchiera carota, musette, piantavamo, raccoglievamo, tante cose. Si facevano sacrifici infiniti. Infinitissimi, Sì. infinitissimi. Sì, Siracusa, andiamo alle olive, alle nocciole, alla carota, alle tutto il lavoro si faceva con questo di tutto. La vita genuina che deve tornare, perché oggi si è troppo presi da mille cose, una vita troppo frenetica. Bisogna fermarsi. Difficile, Dobbiamo andare. difficilissimo. Ormai si è arrivato dove è arrivata questa epoca, nei Novecento, ora siamo nel 2000 e tutte le cose hanno cambiato. Hanno cambiato più a male ora che a bene nella vita. Però noi che siamo ancora antichi, abbastanza antica, piacerebbe ritornare alle cose antiche, tradizionali veramente. Noi che siamo più anziani. Questi giovani non vogliono sapere. No, non piace. Diciamo, io certe volte raccontavamo fatte cose a questi ragazzini. No, voi dice lo facevate perché dice non vi passuatevo, il babbo dice, e questo lo facevate. Dicevano, dicono veramente, me lo dicono io certe volte dico, racconto queste cose ai bambini dell'epoca di una volta. Ma voi dice tanto non vi passuatevo, ero il babbo, dice, non vi passuatevo. Lo facevo apposta. Dice, allora se voi non lo volete non lo volevate fare, non lo dovete fare, non lo dovevo fare. Che andava a fare? Ci sono oggi il sacrificio si fa con le mani, con il nostro lavoro e con i nostri sudori, non è che ci fa il sudore senza mangiare, senza preparare niente, perché questi sono quelli che vanno avanti. Un grande messaggio, nulla si ottiene senza sacrificio. Il sacrificio di augurare a questi giovani ragazzi che sono qui vicino di essere ubbidienti con i genitori prima di tutto, ascoltare quelle che dicono le più grandi e di fare una vita tranquilla e sana come l'abbiamo passata noi, se Dio premette e vuole, perché ci auguro tutto questo bene del mondo, questi giovani. Tornando al pane invece, a che punto siamo? Ancora ci vuole un altro pochettino. La sammatina sola qua per scanare, metti a parlare. Il sale ce l'abbiamo messo, sì, basta più. No, sale ce la metti. Butavamo, giravamo da maida perché se non impiccicava nelle mani, nella maida impiccicava. Metti. Ed una volta tutto era semplice, anche il matrimonio. Sì. Qual era il pranzo di un matrimonio? Pane e formaggio, biscotti fatti in casa. Tutto fatto in casa erano tutti. Tutto fatto in casa. A Calia. Dai, mi va bene a fare il buffet. Mi ricordo io quando andavo al matrimonio c'era un sacchetto, questo che si usa ora di carta. Là dentro ci mettevano 3 biscotti fatti in casa. Un pugnetto di Calia, 5 confetti, 2-3 dolcini di quelli che compravano, che facevano le cose. Era una cosa bella, tradizione. Veniva, da dove vieni? Si diceva una persona, sono andata al matrimonio, e che avete mangiato? E raccontavamo, vedi, qua c'ho la Calia, qua c'ho i confetti, qua c'ho i biscotti. Era una cosa, per me era una cosa bella. Bellissima. Piaceva così, queste cose tradizionali. Ora queste cose, ora bomboniere, cose che si buttano, ma quelle si mangiavano.
quelle cose che portavano prima. Si Maria, mangiavano, non queste si, capisce di acqua. queste si buttano, così. Io la metto tutto. Poi c'era il formaggio, il vino, e si mangiava dentro a casa non si andava al ristorante, non ce n'era il ristorante ai tempi. Adesso che Facevano Sì, cose spanna, ma è genuine, cosa? tutti in casa, sì, tutto così. Erano felici, dai, non erano, anche che c'erano tante cose contro, però erano sempre un pochino più tranquillo. più tranquille, più felicità c'era, sì. La vita era più serena. Serena, sì, di tutto, così. L'educazione era molto forte perché i genitori Sì, davano sì, quella... i genitori, ascoltavano. Si ascoltavano molto i genitori, vero? Sì, sì, si ascoltavano i genitori. Si ascoltavano. Allora la televisione non c'era. Non c'era niente. Come si Era viveva povertà, senza televisione, era senza cellulare? Raccontare i conti antichi. Raccontavano quelli più grandi di noi, quelli che hanno passato prima. Raccontavano i conti, che erano vero fatti quel conto. I conti che raccontavano, parevano vero. E noi ascoltavamo. Erano vere. Noi ascoltavamo quelli che dicevano e piacevano quelli conti che raccontavano. E quella era la televisione. Se il conto non finiva questa sera, lo ricominciavano Barzellette. un'altra sera. Però ci riuniamo solo di sera noi per raccontare Qui andavamo a queste... travagliare. Ed i genitori avevano anche un ruolo fondamentale anche nella scelta del partner. Sì, Erano sì, molto sì, influenti sì, perché... comandavano loro che accusava a pigliare. I genitori, un partner quando si fa fidanzata, Sì. sì, comandavano loro, i genitori. Quindi accusava a pigliare a uno. Se non voleva... Se lei non aveva niente, tu quello non te lo deve prendere, perché lui non ha niente. Tu ti devi prendere a quello, perché ha la capra, ha la sedia e ha la vacca. Allora non lo davano. fuoco. Comandavano i genitori. Io va che Nessuno, l'unico Perciò era una cosa, era bella però era troppo però, impegnosa perché Ventura se non lo era, voleva lo Maria. doveva prendere per forza perché lui lo comandavano loro, i genitori. Tutto una cosa, questo solo era troppo che non piaceva. Le altre cose, grazie a Dio fino ad oggi quelle che ci siamo qua, siamo andati avanti. Del bene e del male siamo andati avanti. Ed è stata una grande lezione di vita, è stato un grande piacere oggi avervi incontrati. Grazie. Grazie, grazie A voi. mille, grazie mille. Speriamo che questo anno nuovo verrà di pace, di salute e serenità. Serenità. E di cambiare tutte queste cose sbagliate che ci sono. Governi Maria, che comandano male, tante cose. Un pane, Ci sono troppo cose sbagliate. No, che sto nella per vita. fare i piccoli. Tante No, i cose ci tutteni, sono. tutteni. Ed ora a che punto siamo? Siamo al punto di mettere nel letto. Ora il pane deve dormire, si deve fare il sonno. E poi sì ancora, quando è ora di... E quando si sveglieranno i Si sapori perché sveglieranno. mancherà poco Sì, alla sì. cottura. Sì, si sveglia, è troppo buono, è troppo bello. Visto uno prima un panamma. Chiama panatura questa. Lo mettiamo qua e poi mettiamo in letto. Stavo un panamma pure. Ma scusate che io non passo una volta italiana, una volta siciliana, mia non, non lo posso. Non fa niente. Non è che io ho studiato la quarta elementare e per l'ultima quarta. che ho Non siamo fatto. maestri. No, l'ultima quarta elementare io, e in giù poi, E perciò siamo onorati di essere al vostro cospetto. anche voi. Davvero ci stiamo assorbendo tanta genuinità, tanta Sì, energia, sì, tanta positività. Sì, speriamo di andare sempre in positività. Sempre in positività e di andare avanti, in positivo, non in negativo. Sempre per questi C'è la giovani. guaglia bianca. Ma vedi che devo cercare, devo fare volato dopo, ora ci vengo da No, cucine coperte. Già è fatto il pane, ha avuto con butone. E ha un tono buono. Questo sì. Devo cercare.